Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Ma che giorno è? No, che giorno è? In versione small. Senti, facciamo così. Anzi, io propongo e voi disponete. Lo sapete, sentenza rinviata, processo Open Arms, rinviata alle 18, alle 6 di oggi pomeriggio. E io vedete voi, le linee sono aperte. Io parto da una proposta che, visto il momento anche molto serio, può sembrare poco seria. In realtà lo è più di quanto non sembri. Se volete, fateci sapere, dite, intervenite, e dite cosa prevedete. Prevedete, se fossi poco serio direi 1x2, condanna, assoluzione o addirittura rinvio. Il rinvio è l'eventualità più, diciamo, remota. Avrebbero rinviato probabilmente questa mattina, avrebbero già detto, invece facendo sapere le 18. E volevo capire, io ve lo chiedo anche per animare questa trasmissione, ovviamente con i vostri interventi, perché io è da ieri che mi domando cosa succederà, perché faccio delle valutazioni, non nel merito legale della situazione. È chiaro che non sta in piedi, no, questo processo. Questo è un processo che ha delle basi politiche. Dobbiamo attaccare Salvini, anche se lui ha ragione. L'ha detto un magistrato, non lo ha detto un segretario della Lega. E proprio per questo sfugge un po' alle previsioni la sentenza, perché perché a questo punto io sono arrivato a chiedermi cosa conviene ai giudici. Conviene condannare Salvini per far vedere, per mostrare, per esibire i loro muscoli, la forza, il potere, o conviene invece assolverlo per sfilargli l'arma, diciamo, della protesta nei confronti di questo processo, no? Un modo per dirgli: ecco qua, dicono che noi magistrati siamo politicizzati, eppure abbiamo assolto Salvini. Oppure, avete visto, facciamo quello che vogliamo. Salvini non ha fatto niente, ma lo condanniamo lo stesso, perché noi siamo noi e voi siete quella roba là. Se volete farmi sapere quello che pensate voi, io ve l'ho detto, non è che non voglio espormi, non riesco a capire, non sono riuscito. Tenderei alla soluzione per disinnescare. Io mi sono fatto anche questi discorsi per conto mio, sto chiacchierando un po' perché è un, diciamo, è un po' una ricreazione. Che giorno è? Poi dopo, oltre la pagina, oggi inizia alle 3, alle 14, ci sarà parola di scrittore, eccetera. E allora mi sono fatto questa idea qua, che Mattarella sia quello che dà, diciamo, non che prenda il telefono e dà ordini ai Mattarella viene da molto lontano, il suo padre è stato, non so, 12-13 volte ministro, eccetera. Credo che Mattarella abbia fatto i conti per capire cosa sia più conveniente per gli equilibri generali. No, lo dico senza cattiveria o malizia, pur parlando di una figura politica che ho sempre non amato, profondamente non amato, per usare un eufemismo. Allora, sentiamo cosa dice la prima telefonata. Pronto? Pronto? Sì, Franco da Milano. prego. No,
questo è un processo politico, mi sembra talmente chiaro, insomma, no, che non è che poi i processi politici che si fanno nei regimi totalitari. Questo in realtà è un regime totalitario della magistratura, perché la magistratura italiana e quella nazista non è che ci passa molto tempo, molto differenza. Mi sembra talmente chiaro che è così, insomma, no? Poi, come dici tu, potrebbe anche essere che fanno i buonisti, è un classico della sinistra, di fare i buonisti o i cattivisti, dipende da come gli gira la prostata, hai capito? Però l'unica cosa che bisogna fare è che bisogna fare la riforma della magistratura, cioè ad un certo punto noi abbiamo votato per qualche cosa, per la riforma della magistratura, questi devono ricordarselo, perché il popolo deve avere ancora un suo ruolo, se lo ricordino pure questi signori che hanno studiato giurisprudenza, si fa per dire, secondo me questi non hanno studiato niente, vengono dalle scuole italiote, per cui vabbè, comunque. Franco, pronto? Non so se mi sente o ha messo giù, perché mi interessava sapere una sua previsione. Ha messo giù. Mi interessava un pronostico, anche se visto il momento non è proprio, sembrerebbe quasi metterla in toni scherzosi. Allora, Stefano, sono Pellegrini, non Pellegrini. Allora, e Pierluigi staccato, poi forse ve l'ho già raccontato, fu un trauma per me scoprire che Pierluigi si scriveva staccato. Se dovessero condannare un ministro che non ha rubato per sé, scelta politica votata dagli elettori, noi aiutiamo gli scafisti, migranti senza documenti ma con cellulare, che facciamo ridere i polli, ma i polli quelli scemi, non i polli quelli belli che beccano sull'aria. Ho una sofferenza incredibile. E naturalmente un saluto alla signora Lisetta. Credo che sia condivisa, perché al di là dell'essere di parte è assurdo, insomma, lo sapete, ma sarebbe pleonastico aggiungere ancora aggettivi a quelli che sono stati usati, ma parlarne è assolutamente necessario. E vi dirò di più, se Salvini venisse assolto, come auspichiamo tutti, non bisogna smettere di parlare di questa situazione. Come ha detto anche Franco, giustamente, bisogna, senza andare contro il frontale con la magistratura, penso sono tanti anni che la politica sta cercando di farlo ma non ci riesce, trovare il modo per trovare una soluzione. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Dario da Milano, buongiorno a tutti. Volevo fare la mia previsione. Secondo me Salvini in primo grado sarà condannato, sicuramente non a 6 anni, probabilmente a meno, e poi sarà assolto sia in appello che in Cassazione, perché i magistrati comunque non vogliono perdere, diciamo, il processo in questo modo. Secondo me sarà condannato, il che visto da un punto di vista politico non è neanche una brutta cosa, nel senso che comunque la Lega sia che sia condannato sia che sia assolto guadagnerà sicuramente in consenso, perché il processo ormai è chiaro a tutti che è un processo politico e non sta in piedi, perché con tutte le cose che hanno detto è assolutamente vero che non si può condannare una persona per sequestro di persona quando la nave poteva andare dove voleva in tutto il mondo, meno che in Italia, voglio dire, quindi è assurdo. Probabilmente lo condanneranno per l'altro reato che mi sembra che era per reati d'ufficio, insomma, una cosa di questo tipo. Comunque vadano le cose, è chiaro che la magistratura in Italia è politicizzata, non c'è niente da fare, bisogna fare assolutamente la riforma della magistratura, non c'è niente da fare. E niente, basta. Grazie. Questo è quello che volevo dire. Vediamo come vanno le cose. Auguri a tutti e speriamo in bene. Grazie Davide, se non ho capito male il nome, Davide, no? Allora, questo è la sua conclusione. Mettiamo insieme i vostri pareri. Se anche molti di sinistra votano a destra, mai perché non ne possono più di queste invasioni, che sono invasioni di migranti anche senza armi, invasioni da parte dei giudici, di sfere di competenza del politico.
grazie Salvini, anche se non ti ho mai votato addirittura, questo non so se ascoltatore o ascoltatrice. Chi ha una formazione liberale, anche giornalisti che magari hanno scritto peste e corna di Salvini, comunque succede per fortuna di leggere articoli dove spiegano che questo processo è assurdo. Per fortuna io ho letto anche articoli che dicevano che la storia dei 49 milioni è assurda, perché non esiste, perché non sono stati rubati quei soldi. Chi lo dice è in malafede, non dico le parolacce, perché quei soldi furono spesi, arrivarono come rimborso ai partiti, furono spesi normalmente. La Lega è un partito che fin dall'inizio ha sparse nel territorio sedi, personale, impiegate, eccetera, eccetera. Ci furono delle irregolarità che provocarono quel tipo di sentenza. E la Lega fu condannata a pagare, invece nel caso della Margherita, che ottenne mi sembra 23-25 milioni fu condannato a risarcire a 25 milioni, ma fu condannato il tesoriere. Nel caso nostro invece fu condannata la Lega. Quindi quando dicono i soldi che avete rubato, io sapete cos'è? Mi fanno diventare più leghista. Mi fanno diventare leghista anche se non lo volessi, perché è una ingiustizia, è una scorrettezza sentire anche certi giornalisti che la tirano fuori questa fesseria, soprattutto i 5 Stelle, no? Ecco, mi verrebbe voglia di mettergli, no, non posso dire mettergli le mani addosso, tanto non sono neanche in condizione di farlo ormai, ma di insultarli, perché è una falsità, una carognata che non si può sentire. E questo processo è un capitolo successivo. Personalmente, per quel che vale la mia opinione, io non sono d'accordo, cioè quando sento dire che la magistratura è politicizzata, io non condivido. Io credo che la magistratura, il problema della magistratura non è di essere rossa o nera, ma di essere autoreferenziale, quindi di non rispondere a nessuno, di essere uno dei tre poteri, come diciamo previsti da Montesquieu nello Stato moderno, ma mentre il governo rende conto, il potere esecutivo rende conto al potere legislativo, cioè al Parlamento, e viceversa, la giustizia non rende conto a nessuno. E questo la magistratura non rende conto a nessuno, non la giustizia, perché questa non è giustizia. Ed è lì forse perché ogni tanto con loro condannano anche persone, figure di sinistra, per far sentire il loro peso. Poi vi dice nulla che vengono indagati sempre i politici che fanno più rumore, mentre ci sono situazioni di scandalo diffuse dove non succede nulla. Vabbè, andiamo avanti, perché allora bisogna assolutamente fare i convenevoli formulaici. Voi comunque, se volete, 02 92 94 7222 il numero per intervenire in diretta. Io ho lanciato lì chiedo una vostra previsione. Naturalmente il tema è libero. Mi piacerebbe sentire una vostra previsione per la sentenza di questa sera alle 18. E intanto, comunque vada, un applauso bisogna farlo a questa bellissima radio. Eccoci qua. Allora, convenevoli formulaici, per ricordarvi che questa è Radio Libertà, che siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 13:19, insieme a Lorenzo il Magnifico, entrambi sospesi a 138,4 metri sopra il livello del mare. La commissione interna ha certificato che oggi i gradi interni sono 24,2 centigradi sopra lo zero. Invece la scienza ci dice che esternamente i gradi sono 12,9 centigradi sopra lo zero, 23% l'umidità, 1012,4 millibar la pressione.
L'abbraccio forte, 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 fortissimo alla signora Adriana Angela, alla signora Clotilde e la signora Carmela. Loro ci seguono, ma ci seguiscono pure dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Potete seguirci naturalmente anche tramite la radio DAB oppure con le meravigliose applicazioni per iOS e Android con i vostri cellulari, con i vostri telefonini. Potete seguirci sul sito radiolibertà.net e anche naturalmente sul profilo Facebook che vi serve per orientarvi attraverso le nostre trasmissioni. Io ogni giorno, ogni notte pubblico le sinossi delle mie interviste. Quindi donne e uomini di buona volontà siete avvisati. E poi Twitch, il social di ultima generazione, Alexa accendi Radio Libertà e anche YouTube e anche una telefonata adesso. Pronto? Pronto, ciao Pelle. Ciao. Mi chiamo Francesco e ti chiamo da Rona, sul Lago Maggiore. Ho capito, hai detto poco. È un po' che non ci sentiamo, è un po'. Sì, adesso che ho la trasmissione più allungata, ho il tempo per aprire alle telefonate, prima proprio non ce la facevo. Bravo, perché bisogna anche ascoltare le persone un po' che chiamano, cosa dicono. Allora, tu hai chiesto di dare una previsione, io non sono un mago, premetto questo, no? Però mi sembra di capire che va a finire come la sentenza di Erba, no? Che è una cosa già scritta. Anche perché punendo Salvini punisci la Lega, punisci il suo elettorato e quell'ideologia che porta avanti. Si è già visto recentemente con la Corte Costituzionale che ha messo il referendum contro l'autonomia. Quindi non mi meraviglierei se questa sera arrivasse una condanna. Non è che mi piace, anzi mi dispiace tantissimo perché, ho detto prima, vai a colpire proprio un ideale e una politica che si distingue un po' dai nostri alleati, però i nostri alleati a quanto pare godono magari per certe cose che succedono alla Lega e questo mi rammarica tanto. Aspettiamo a vedere, ma non sono tanto fiducioso, purtroppo, anche se siamo sotto periodo natalizio, bisogna avere i buoni propositi, ma mi sa che non la vedo mica tanto bene. Con questo io, Pelle, ti saluto, ti faccio i miei migliori auguri di passare delle buone feste, speriamo che arrivano delle novità buone, non brutte, anche perché con la legge Severino automaticamente si deve dimettere Salvini. Vabbè, stiamo a vedere. Ti mando un abbraccio, visto che sei grosso, bello grosso, e ti saluto da Rona. Alegher, ciao. Grazie Francesco e saluti alla bellissima Rona, una perla. Questo insomma, continuate a farci sentire le vostre opinioni. Mi stavo dimenticando che una cosa importante è che comunque alle 18 c'è lo speciale con Antonino Danna, poi i direttori, direttore responsabile Giovanni Sallusti, il co-direttore Giulio Cainarca, quindi chiaramente la giornata, la giornata non è finita, qui aspettiamo tutti le 18, compresa la radio, che sarà proprio sulla notizia, proprio nel momento in cui le agenzie ne daranno conto, quindi avete un sacco di motivazioni per continuare a seguire, anche perché qui sto vendendo il mio vino. In una giornata come questa, ascoltare questa radio, che è la radio della Lega, la radio di Matteo Salvini, è un modo anche per capire. Anche per questo volevo sentire le vostre opinioni, per sentire un po' l'aria che tira. Pronto? Luigi, sono io? Sì, sei tu. Sì, sono Daniele, ciao da Cecchino, ciao. Devo fare una considerazione, no? Sono tra alti e bassi la Lega con Forza Italia adesso con questo, con quell'altro, centrodestra, no? Sono un bel po' di anni che sta un po' su, un po' giù, sono lì a Roma, un po' al governo, un po' no, con l'opposizione, adesso sono di nuovo al governo. La Lega ha sempre riempito le piazze, io sono andato a un po' di manifestazioni, dicendo il programma elettorale questo e quell'altro. Dimmi tu una risposta. Da quanti anni sappiamo che la magistratura è pilotata e ha questi problemi, Pellegrini? Dagli anni 90 poi. Rispondo io, da sempre.
già quando già con questi comunisti si sa che la storia è lunga. Questo cosa vuol dire? E finisco. Che quando i nostri di centrodestra vanno lì per dire ci vuole il coraggio, ci vuole una persona forte, come potrebbe essere la Meloni, e mettere a posto quello che andava messo a posto, no adesso perché c'è questo processo che è politico, andavano messi a posto. Se loro non riescono e non fanno le cose quando sono lì, dopo cascano nella rete, c'è cascato Salvini, la prossima volta ci cascherà qualcun altro, perché tanto prima o poi questi vanno su di nuovo. E se non mettono a posto, non fanno le cose necessarie, non ce la caviamo più. Ciao Pierluigi, buon Natale. Grazie Daniele, auguri anche a te, buone feste. Non faccio auguri buon Natale, buone feste, perché le feste sono sempre da festeggiare e da onorare. Io voglio ricordare questo, mi ricordo benissimo perché ero proprio ero qua, ero appena arrivato, era già da qualche tempo, e mi ricordo, adesso diciamo è uscito dalla Lega e mi dispiace perché era comunque è sempre una bravissima persona, era molto amico di questa radio. Sto parlando di Roberto Castelli. Roberto Castelli come guardasigilli ci ha provato. Mi ricordo tante interviste nelle quali spiegava quello che lui stava cercando di fare e quello che gli hanno impedito di fare. Gliel'hanno letteralmente impedito. Bisogna dire la verità, lui non lo ha mai detto esplicitamente, ma per esempio Alleanza Nazionale, Gianfranco Fini non era così favorevole a una riforma della giustizia e forse Forza Italia non gli ha dato una mano come doveva. E quindi innanzitutto bisognerebbe che ci fosse compattezza nel cercare una riforma, poi essere molto onesti, non si può pensare di fare una riforma per andare contro qualcuno, bisogna assolutamente trovare una piattaforma condivisa, perché sennò le cose non funzionano. Castelli fu attaccato dalla stampa, ma parlo di la stampa, non l'Unità, il Manifesto, Corriere, eccetera. Perché? Sapete perché? Perché era ingegnere. Castelli la laurea se l'è presa ben prima del 68, cioè se l'è presa già, comunque la laurea in ingegneria è spaventosa, impianti 1, impianti 2, io ho visto un compagno di classe, ci ha impiegato 10 anni per fare impianti 2 e nel frattempo si era messo a bere. Quindi per diventare ingegneri servono 2, 3, 4, 5 cervelli, e quindi avere una laurea io ho questo complesso, questa discriminazione. Per me, se uno ha preso la laurea in ingegneria lo guardo veramente dal basso in alto, e quindi è un merito, per giunta presa in anni in cui le scuole erano sicuramente più serie rispetto adesso. Anche come ingegnere aveva fatto la sua carriera, cioè aveva un prestigio come proprio professionale, e gli hanno rimproverato questo. Però quando quello che ruba i profumi, quello grasso là, quello ciccione, l'obeso, quando Piero Fassino è stato lui guardasigilli, aveva solo il diploma, poi la laurea mi credo proprio in giurisprudenza se l'è presa mentre era ministro o comunque mentre faceva il parlamentare, cioè dopo che aveva occupato la poltrona di guardasigilli, ma quello andava bene. Oppure hanno messo quella che adesso mi sfugge, quella col cognome Veneto, ma lei è romana, l'hanno messa ministra della salute, anche lei solo il diploma. Io non ho la laurea, quindi posso parlare liberamente. Hanno messo, vi ricordate, la Crudeli si chiamava, ministra dell'istruzione, non aveva neanche ancora forse non aveva neanche la terza media, anche se spacciava l'università, sì, la laurea. Per dire, mi sono fatto prendere dalle parole, dai ricordi, per dire la pressione che è stata esercitata contro Castelli, che stava cercando di condurre in porto una riforma come si deve. Castelli aveva parlato dei test, quelli psicologici, insomma, no? Per i magistrati. Sono scesi in piazza, adesso c'è anche qualche magistrato che lo dice. Allora, se non ci sono altre telefonate, direi che possiamo
Giorgio da Udine fa la sua previsione su WhatsApp, condanna 2 o 3 anni, quanto basta per sputtanarlo, ma non abbastanza da farlo passare da martire. Allora, grazie. Eh, mm, ostia. Allora, Brembo, saluti alla fidanzata di Stefano del Brembo e 13:30 intervallo. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
Siamo di nuovo aperti, siamo a vostra disposizione 0292 947 222. Io ho chiesto la vostra previsione per la sentenza delle 18, ricordo ancora che la radio sarà proprio con i microfoni puntati. Il numero del WhatsApp invece è 340 6709 659. Processiamo Mattarella, tra l'altro, per i morti dell'uranio impoverito. Maurizio, infatti, ma paese è un paese particolare. Se lo pensavo l'altro giorno, se vivessi su Marte, l'Italia probabilmente è uno dei paesi più interessanti che ci sia sul pianeta, ma viverci in mezzo ci sono situazioni di ingiustizia enormi, insomma. Napolitano ha benedetto i carri armati in Cecoslovacchia dicendo che difendevano gli operai, invece gli operai erano uccisi dai carri armati, l'hanno fatto proprio presidente. Quindi Oscar Luigi Scalfaro è stato l'ultimo giudice che ha emesso una sentenza di morte in Italia e l'hanno fatto presidente. L'attuale ha alle spalle la vicenda dell'uranio impoverito. Quando era ministro della difesa non ha fatto nulla, ha sempre, diciamo, cercato di sopire e l'hanno fatto presidente. Pronto? Pronto, ciao Pierluigi, Marco da Torino. Ciao. Ogni tanto ci sentiamo via mail Sì. e mi fa piacere che tu hai i miei stessi gusti cinematografici, nonché qualcosa di musicale, ma non proprio sulla stessa linea, ma va bene lo stesso. Senti, a proposito di musica, volevo dirti, potresti mettere un consiglio alla fine della tua trasmissione, un brano di Edoardo Bennato che si sposa perfettamente con la situazione che sta vivendo la Lega e Salvini, cioè un brano del suo vecchio repertorio, mi pare si chiami In prigione. Direi che non c'è da aggiungere una virgola al testo e ovviamente alla musica. Auguri a tutti, buon Natale, ciao caro. Ciao, grazie. Quando Edoardo Bennato si sfonda una porta aperta con me, l'avevo pensato anch'io e allora accettiamo il consiglio, il suggerimento dell'ascoltatore Sabaudo, e allora alla fine, però prima delle 15, In prigione di Edoardo Bennato, anche se la canzone che io amo più di tutte è In fila per tre, è davvero fantastica. Andiamo avanti allora, sempre linee aperte. Io intanto però, e che giorno è? Ci sono i genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del 30° giorno di Freemaio, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un venerdì Wieners 20 di dicembre, anno domini 2024 o 2024 che dir si voglia. Un regista famoso, ha vinto anche un Oscar, George Roy Hill. Il suo film più famoso, quello per il quale poi ha vinto anche l'Oscar, se non sbaglio, è La stangata, con Robert Redford e Paul Newman. Io ricordo che c'era un cinema a Fiume Veneto, c'era più di uno. Fiume Veneto è un paese della provincia di Pordenone che non so se arriva a 6.000 anime, e mi ricordo che a sabato, la domenica, da Pordenone andavamo a San Vito con i miei genitori, dei nonni, insomma. Io credo, non so, deve essere stato in cartellone 6-7 mesi per dire cos'era il cinema una volta. Un film meraviglioso, tra l'altro, un film che ha fatto veramente epoca. Intanto poi magari sentiamo, ti ho messo, dovrebbe essere Honky Tonky, credo, il brano da mettere. Poi Benito Lorenzi, detto Veleno. La mamma lo battezzò, lo soprannominò Veleno, era un aretino, un toscanaccio terribile. Un derby, Lorenzo, tu che ami il calcio, allora Lorenzi, c'è il derby e ci sono il Milan davanti. Vuol diavolo, ma non fatevi ridere.
È umiliante, mamma mia. Ecco perché voi il diavolo, ma non fatemi ridere. Fantastico. Allora, lui che ribattezzò Boniperti, il tuo Boniperti, Marisa, anche se non era gay, anzi il contrario, però siccome aveva i capelli ondulati, tenuti due, un po' scaraccio. E anche un ottimo giocatore, peraltro, che non scherziamo. Giampiero Albertini, che per me avrebbe dovuto interpretare Tex al cinema, tanto di Muggiò. Mi ricordo anche uno spot, un carosello, come si diceva un tempo, epocale, Gli Incontentabili. Quindi era, credo, ma sì, dai, facciamo un nome, della Ignis. Poi è stato il primo presidente della regione Lombardia, è stato atleta, imprenditore, democristiano ovviamente, Piero Bassetti, che oggi compie 95 anni, 96 anni. Complimenti a lui. E poi restiamo sempre nell'ambito meneghino a Milano e salutiamo Vincent. Vincent, vieni qua a fare gli auguri. Ma assolutamente sì, ciao Pelle, ciao, buon pomeriggio a tutti quanti e soprattutto tanti auguri di buone feste a tutti i nostri amici all'ascolto. Benissimo, e grazie sempre a Vincent per... Viva il Natale! So che a Pelle dà fastidio, ma... E viva le tradizioni! Va bene, no, le tradizioni sono quelle, sì, vanno bene, perché la tradizione è il sedimento, è la radice. Tradizione vuol dire radice. Quando hai le radici puoi puoi andare da tutte le parti che vuoi, ma è importante non averle, perché solo avendo le radici puoi permetterti il lusso di tagliarle se non ti vanno bene. Se non ce l'hai, cosa tagli? Non hai, dove vai? Quindi no, le tradizioni vanno bene, poi ci sono certe consuetudini che trovo un po' speciose, un po', però buon Natale Vincent. A Vincent proprio buon Natale di cuore. Allora, sempre un attore meneghino scomparso, lui è scomparso prematuramente, anche Albertini, anche Giampiero Albertini, Renzo Palmer, che in realtà si chiamava Lorenzo Bigatti. Palmer era il nome d'arte di Kiki Palmer, che si chiamava però Giulia Fogliata ed era un'attrice molto amato, anche lui era un volto molto abbastanza consueto negli spot, poi presentatore, insomma, era uno di quei personaggi che tra gli anni 70-80 andavano per la maggiore, molto amati, molto seri, molto... No, beh, seri, Palmer era uno che amava le battute, eccetera, ma erano, insomma, altri tempi, quando vedo i presentatori di adesso. Scusate, non è perché si deve vivere di rimpianti, ma tu li vai a vedere perché grazie a YouTube, per esempio, io dico YouTube, ma ci sarà Replay, ecco, insomma, grazie alla tecnologia moderna puoi andare a vedere chi erano i presentatori di una volta, chi erano i volti, chi erano i protagonisti della TV di un tempo, Corrado Mantoni, mai piaciuto, ma bisogna dirlo, Pippo Baudo, Enzo Tortora, Walter Chiari, eccetera, insomma, Raimondo Vianello, che per me era il massimo del massimo. Al di là del piacerti o meno, vedi proprio Alberto Lupo, ieri era il suo genetriaco, era proprio una professionalità, un proporsi con grande serietà. Ti entravano in casa dopo aver suonato il campanello e chiesto permesso, e magari anche con il vassoio dei pasticcini, insomma, cioè era un altro modo. Adesso mi sembra personaggi, francamente sembrano più personaggi sono DJ da radio o da discoteca. Vabbè. Mettimelo subito perché per favore. Gulp Fumetti in TV, la sigla, te l'avevo messa in scaletta, è una roba breve perché è il genetriaco di Guido De Maria, artefice e inventore di una trasmissione che fece epoca, che aveva anche una sigla
Sì, eccoci qua. C'è la pubblicità. Guido De Maria, trasmissione che è davvero... Ecco, fumetti Gulp, fumetti in TV, era proprio il prototipo della trasmissione di culto, ma anche di successo. Eh, Penso che molti di voi abbiano provato quel che si chiamano epifanie, un tuffo nel passato. Poi abbiamo anche qui una sigla, lui è produttore non autore, comunque Law and Order, una serie televisiva storica, che è una sigla che mi piace tantissimo. Adesso parte. E abbiamo un'altra telefonata, la parola chi ce l'ha? Buongiorno signor Pellegrini, Lisetta. Buongiorno. Allora, prima cosa per il ministro Salvini, auguri. E della sentenza io penso, o meglio, voglio non pensare, senz'altro a nulla di bello con questi signori giudici. Comunque noi militanti siamo già pronti alla mobilitazione se ci sarà la condanna. Seconda cosa, voglio parlare, già che vi ho il telefono, di un altro femminicidio, se non vi dispiace, se no metto giù. Prego. Perché secondo me, signor Pellegrini, non bastano 24 ore come non bastano settimane per fermare questi violenti assassini. Allora, sensibilizzare gli adulti, ma anche i giovani dalla tenera età. Le scuole, a parte le famiglie, possono fare molto. Cioè, amare, secondo me, non significa padroneggiare, scusate il termine, mettiamolo tra parentesi, sulle donne. Insomma, non voltarsi dall'altra parte, intervenire come fanno in molti, consigliando di lasciare il proprio partner, anche denunciandolo, dico io. Muoversi su più fronti, cercando di bloccare alla radice un amore tossico. Occorrono azioni concrete. Quanto fatto finora non è tuttavia sufficiente, secondo me, a salvaguardare le donne, anche giovanissime, che continuano a vedere, mi sembra, i loro diritti violati. Tutto qua, la saluto. Arrivederci. Grazie anche alla nostra ascoltatrice. Andiamo avanti. C'è oggi Stefano che... Grazie tante a Vincent Di Maio, ti vogliamo sempre un sacco di bene. Elvis e Stefano, figlio e papà. Benissimo.
è tutta roba meritata per Vincent, garantito. Sono paresiarca, io dico solo quello che penso. Con gli anni impari a non dire tutto quello che pensi, ma sicuramente quello che dico è ciò che penso. Alcune cose me le metto, me le tengo da parte perché altrimenti non vai lontano. Gigliola Cinquetti, ola la scaligera Gigliola Cinquetti. Sentiamo un passaggio, Lorenzo, oggi ti faccio scombattere, sa. Non ho l'età, celeberrimo brano. E sfumiamo Ola Gigliola Cinquetti, che tanto è di sinistra, prodiana, convinta, ma comunque sempre brava, sempre bella. Pensate che nell'Italia bigotta degli anni cattolica e bigotta degli anni e democristiana degli anni 60, questo brano sollevò non polemiche, ma il problema dei rapporti prematrimoniali. Tu pensa se a un giovane come Lorenzo il Magnifico, pensa, cioè, parlare di problema dei rapporti prematrimoniali, viene fin da ridere. Era così invece, era un problema, poi bene o male per fortuna è stato superato. Bisognava che la donna arrivasse candida e pura e casta al matrimonio. Allora, bei tempi c'ho! No, questo è una battutaccia. Invece le persone intelligenti, per fortuna qualcuno la trovi sempre, pensava che anche a quei tempi pensava che fosse comunque una cosa assurda e sbagliata. Un'attrice che io amo tantissimo, ma veramente, Jenny Agutter, La fuga di Logan, Un lupo mannaro americano a Londra, un'attrice inglese, britannica. E poi, Lorenzo, posso coinvolgerti? Lorenzo mi sta insegnando calcio perché avendo giocato calcio sul serio ha le idee più chiare. Io sono magari un po' più frufru, romantico anche, sono un po' breriano, lo dico con somma umiltà. Cosa dici di Kylian Mbappé? Oggi è il suo compleanno, compie 26 anni.
Mbappé fortissimo, super Fortissimo. fortissimo, sì. Perfetto. Periodo no, però fortissimo. Perché io ho notato quelli che hanno giocato sul serio, no, quando parlo con loro, arrivano al dunque, anche se sono molto più giovani, come il caso di Lorenzo, beato lui, quelli che sanno di calcio ti distinguono subito tra il giocatorino e il giocatore vero. Mentre io sono uno che ho, ho comprato ho regalato alla mia compagna interista la maglia del Cino Recoba, il giocatorino più giocatorino della storia del calcio, ma io lo adoro, l'ho adorato, diciamo che questo significa che io non capisco di calcio, ma magari invece che capisco di poesia. Auguri. E poi mettiamo 55, metti un Ring My Bell di Anita Ward e poi facciamo azione lepre con i sondaggiati. Via. Allora, produzione nelle costruzioni, dato Istat, a ottobre 2024 si stima che l'indice di destagionalizzato delle produzioni nelle costruzioni aumenti dell'1,6 rispetto a settembre. Poi prezzi delle abitazioni nel terzo trimestre 2024
è aumentato dello 0,8 rispetto al trimestre precedente e del 3,9 nei confronti dello stesso periodo del 2023. Vediamo. Ancora un dato Istat. Mercato immobiliare, compravendite e mutui. Allora, variazione di meno 5,3 rispetto al trimestre precedente e di meno 4 rispetto su base annua. Chiudiamo e andiamo con il sondaggetto o proiezione demoscopica. BD Media realizzato acquirente BD Media realizzato dallo stesso BD Media. Allora, i partiti 28,4, Fratelli d'Italia, PD 24,6, 5 Stelle 11, Forza Italia 9, Lega 8,6, Verdi e Sinistra 6,5. Fiducia in Meloni 37 pro contro 58 contro. Fiducia nel governo 45 pro contro 62 contro. E poi chi preferirebbe come leader dei 5 Stelle? Questo è stato chiesto solo agli elettori dei 5 Stelle. 84 Conte, 16 Grillo. Lei è favorevole all'eutanasia legale? Sì, 70% sono per l'eutanasia, 18 sono contro. Lei è favorevole alla legalizzazione della cannabis? Sì, a favore 54, no 38. Lei è favorevole al matrimonio egualitario? Sì, 59, no 32. Lei è favorevole all'adozione da parte di coppie omosessuali? Sì, favorevole 46, contro il 43 contrario, quindi molto divisa l'opinione pubblica. Mentre sui temi precedenti avete sentito degli indirizzi molto chiari. La gestazione assistita, gestazione per altri, allora favorevole alla legalizzazione 18, favorevole solo all'utero in affitto, insomma, dai, 30, quindi 48 sono favorevoli, contrari 43, 9 non rispondono. Si informa di politica tutti i giorni in televisione al 50%, ogni settimana al 18%, raramente al 29%. Alla radio 20% tutti i giorni, ogni settimana al 23%, raramente il 51%. Sui quotidiani 28 tutti i giorni, 27 ogni settimana, raramente il 42%. Sul web internet 27 tutti i giorni, 31 ogni settimana, 34 raramente. Stop. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda Oltre la pagina. Eccoci ancora in diretta, adesso inizia Oltre la pagina, tra poco qui in Parlamento vi faremo sentire, grazie a Lorenzo, Vanessa Cattoi, e poi alle 14.35 chiudiamo Oltre la pagina di questa settimana con la rubrica assolutamente che fa parte della tradizione di questa trasmissione, Parola di scrittore. E poi ve lo ricordo sempre alle 18, proprio microfoni puntati, Antonino Danna, Giovanni Sallusti, Giulio Cainarca insieme a voi per seguire la sentenza del processo Open Arms. Gian da Brescia, ma anche adesso non hanno... Scusa. Fuma. Ma anche adesso non hanno l'età? Chiede Gian da Brescia. Allora facciamo così, prima che sorella tosse mi strozzi, facciamo partire qui in Parlamento Vanessa Cattoi e poi più tardi avremo anche Segui la Lega. Qui Parlamento. Io ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto e mi lasci per il suo tramite cercare di dare qualche risposta, ma soprattutto un'operazione verità rispetto a un sacco di bugie che io ho dovuto ascoltare in questa ora di discussione generale. E innanzitutto partiamo da dei dati che non vengono dati da questo governo ma che vengono certificati da Istat. Sì, è vero. Lo confermiamo anche noi, è vero, l'ultimo trimestre registra un calo della crescita e questo dato lo confermiamo e lo diciamo anche noi, però sappiamo benissimo che l'Italia è inserita all'interno di un contesto sia europeo sia internazionale dove noi abbiamo da considerare anche gli effetti diretti e indiretti che questi incidono sulle politiche economiche di sviluppo del nostro paese. E vede, Presidente, dico questo perché? Innanzitutto perché vorrei ricordare che sì, è vero, c'è stato un calo nella produzione e i colleghi che chiedono soprattutto un sostegno nei confronti del mercato dell'automotive, perché diciamo che soprattutto la crisi e quindi il calo dell'export italiano pesa soprattutto a causa della recessione, della stagnazione della Germania, che ha inciso negativamente per circa 3,1 miliardi di euro sull'export italiano, e i dati ci confermano anche quanto all'interno di questi meno 3,1 miliardi che noi abbiamo di export nei confronti della Germania, il settore e l'ambito di competenza primario che è pesato di più è quello dell'automotive. Bene, io vorrei chiedere a tutti i colleghi di centrosinistra dove erano in Europa quando si doveva votare contro le norme capestro, contro l'automotive, che si sapeva benissimo che questo approccio ideologico spinto nei confronti del mercato dell'elettrico avrebbe portato a queste conseguenze. Ma chi l'ha determinato questa spinta verso il mercato elettrico, andando a distruggere il mercato endotermico sul quale si basa fortemente tutta l'industria europea, soprattutto quella italiana che lavora direttamente e indirettamente all'interno di questo ambito? Dove erano all'interno dei tavoli europei? La Lega c'era e si è sempre opposta a questo approccio ideologico e si era anche opposta a andare contro le scelte che erano trainate soprattutto da un paese come la Germania, il cui settore automotive aveva già accertato e siglato contratti bilionari per l'approvvigionamento delle batterie, e poi non ci si venga a dire che le politiche europee sono dettate solo da un approccio green, no, da un'ideologia green dettata da un paese specifico, e queste sono le conseguenze che anche noi Italia subiamo sulla registrazione della riduzione della nostra crescita. Però vorrei portare anche un dato positivo, Presidente, perché vede, è la prima volta che accade a livello mondiale che l'Italia si stia gareggiando al pari del Giappone e della Corea del Sud per accaparrarsi il quarto posto a livello mondiale in termini di miglior
export. Quindi tutti i colleghi che mi dicono che noi e questo governo non stiamo intervenendo per sostenere la produzione anche nell'ambito industriale, dice il falso, perché altrimenti non avremmo la possibilità di raggiungere questi dati che non vengono certificati né dal governo di centrodestra né da noi parlamentari del gruppo della Lega, ma che vengono certificati da enti preposti. E da questo vorrei partire per entrare nel merito delle misure che sono state inserite. 4 i temi che io andrò a toccare, perché per sostenere il lavoro noi dobbiamo sostenere le imprese, e l'ha già detto anche la collega Giorgiani quando mi ha preceduto nell'intervento, imprese, lavoratori, famiglie, sostegno alla natalità, e poi mi lascerà finire e concludere con un passaggio sul tema della sanità per fare chiarezza anche su questo. Allora, partendo dal termine del sostegno alle imprese, come ho già detto, noi ci inseriamo in un contesto europeo dove il governo prende atto che nell'ultimo trimestre siamo in difficoltà, infatti all'interno della manovra inseriamo l'IRES premiale. Che cos'è l'IRES premiale? Battiamo l'aliquota IRES di 4 punti percentuali in favore di quelle aziende che decidono di reinvestire l'80% del loro utile all'interno degli investimenti nei nuovi macchinari in favore delle aziende, piuttosto che nelle assunzioni di contratti a tempo indeterminato, piuttosto che sostegno delle politiche welfare o dei corsi o della formazione dei propri dipendenti. Siamo intervenuti anche con il finanziamento di 900 milioni di euro fino al 2029 della nuova Sabatini per cercare di facilitare l'accesso al credito soprattutto delle micro e piccole imprese. Abbiamo rivisto l'industria 5.0, una norma che ci viene imposta anche qua da Bruxelles e che di fatto non ha accolto le esigenze delle aziende. Infatti noi l'abbiamo rimodulata, l'abbiamo modificata perché possa essere maggiormente attrattiva soprattutto per le piccole aziende, andando a togliere tanta burocrazia che era inserita e era imposta anche qua dall'Europa, cercando di semplificare, perché sarà dato praticamente per conseguito, senza dover fare dei calcoli astrusi come in precedenza, il risparmio energetico, che quindi permetterà di accedere anche a questa forma di finanziamento. Abbiamo implementato il fondo di garanzia delle PMI, soprattutto cercandolo di estendere anche alle aziende che hanno meno di 250 dipendenti. Siamo intervenuti in favore degli artigiani e dei commercianti con 2 interventi puntuali e mirati. Il primo, quello di velocizzare i pagamenti elettronici. Il secondo, molto importante, è quello della riduzione del 50% dei contributi dovuti per chi decide di iscriversi per la prima volta nel 2025 nella gestione degli artigiani e dei commercianti, optando così per la riduzione del 50% per i primi 36 mesi. Anche questo è un aiuto concreto che andrà a favore di circa 19.000 artigiani e di circa 25.000 commercianti. Per quanto riguarda poi i dati che vengono certificati da Istat, a me, vede Presidente, spiace veramente smentire i colleghi che dicono che i dati soprattutto sull'occupazione non sono dei dati veri, perché allora smentiscono la certificazione Istat, ultima quella del 2 dicembre, che ci attesta cosa? Ci attesta che l'Italia a livello soprattutto di disoccupazione siamo a dei livelli bassissimi, perché non è vero che siamo sopra il livello alla media europea, è la prima volta che l'Italia è al di sotto della media europea, perché se la disoccupazione media in Europa ad oggi si attesta al 5,9%, l'Italia è il 5,8% certificato da Istat. È la prima volta, quindi tripleta di risultati positivi certificati. Secondo risultato, è la prima volta che abbiamo aumentato il tasso di occupazione, siamo arrivati al 62,5%, si può fare di più, ma certo che si può fare di più, però intanto è già un primo importante risultato. I giovani non sono neanche stati citati, anche lì abbiamo dei risultati certificati che ci dicono come la disoccupazione giovanile, anche questo sia in calo, siamo arrivati al 17,7% in ascesa certificata anche questa da Istat. E l'occupazione femminile, anche qua ho sentito, abbiamo rotto il tetto di cristallo sull'occupazione femminile, perché siamo arrivati a superare la soglia dei 10 milioni di donne lavoratrici occupate, e questo sì può dare fastidio, perché solitamente le politiche legate al welfare e all'assistenza sociale erano temi di sinistra, e invece il governo di centrodestra stanno aiutando proprio quelle fasce più deboli che erano state dimenticate dai governi di centro-sinistra. E spiace dirlo, perché anche Maurizio Landini aveva sempre detto che qualora si fosse resa strutturale e quindi in favore dei lavoratori il taglio del cuneo e soprattutto anche l'accorpamento delle aliquote IRPEF e la riduzione che è qui della pressione sull'IRPEF, avrebbe dato un plauso alla maggioranza. C'era stato detto che noi facevamo
politiche a spot, perché nelle precedenti manovre non era stato reso strutturale. In questa manovra noi lo rendiamo strutturale. Abbiamo impegnati 18 miliardi di euro, quindi molto più della metà della manovra, solo per rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale che andrà a favorire soprattutto le fasce di reddito medio-basso, e anche l'accorpamento delle 3 aliquote IRPEF e soprattutto della riduzione di quella più bassa ci permette anche qua di dare un ulteriore sostegno strutturato e strutturale alle fasce di reddito medio-basse. E chi dice il contrario mente, soprattutto perché siamo riusciti anche ad inserire in modo strutturale dei provvedimenti importanti a sostegno della famiglia e della natalità, altro tema molto importante che sta a cuore soprattutto anche al ministro Giorgetti, che ha voluto intervenire anche all'interno di questa manovra dando dei segnali forti in tal senso. Ed ecco che per sostenere la natalità e per cercare di andare contro quello che è un inverno demografico ormai certificato, siamo intervenuti anche all'interno di questa manovra con il potenziamento dell'assegno unico universale. L'abbiamo tolto dai calcoli dell'ISEE proprio per cercare di dare anche qua un messaggio e un riscontro economico importante a sostegno delle famiglie con figli. Abbiamo fatto diventare strutturale il bonus per gli asili nido fino a 3.600 euro, anche qua una misura non a spot ma strutturale che si ritrova all'interno della finanziaria. Abbiamo inserito per il 2025 un assegno una tantum per i nuovi nati. I congedi parentali sono stati aumentati, abbiamo inserito per le famiglie anche qua dei bonus specifici, bonus elettrodomestici, il bonus per l'acquisto di mobili, abbiamo potenziato e rifinanziato la carta dedicata a te. Io ho ascoltato la collega Gadda, non è vero che non è stata utilizzata, perché circa 1,5 milioni di carte sono state consegnate ad altrettante famiglie colpite dal caro carrello, e questo è un segnale importante, perché non solo con questo noi diamo una mano alle famiglie più deboli, abbiamo anche un fondo per sostenere le famiglie in difficoltà economica per pagare gli affitti, un fondo di 30 milioni di euro in 2 anni. Abbiamo inserito anche la cosiddetta dote famiglia. In cosa consiste? Un altro fondo per sostenere le attività sportive e ricreative extrascolastiche per i bambini dai 6 ai 14 anni, per le famiglie che sono in maggiore difficoltà economica. Questo è il sostegno che dà il governo di centrodestra alle famiglie in difficoltà. E ancora siamo intervenuti sul fondo garanzia per la prima casa, anche qua sempre pensando ai giovani. E quindi ecco che con tutte queste misure, e ne avrei altre da citare ma non voglio rubare spazio agli altri colleghi, noi siamo intervenuti all'interno di questi 4 ambiti: imprese, lavoro, famiglia, natalità, perché riteniamo che siano queste le leve giuste sulle quali noi possiamo andare avanti per sostenere la nostra economia e soprattutto per dare garanzia che ci sia la sostenibilità economica delle scelte future che, vorrei ricordare, sono state fortemente limitate da delle scelte politiche passate che non dipendono da questo governo, perché se adesso noi abbiamo un vincolo pari a 40 miliardi di euro sul 25 fino al 27 causato dal bonus, dal super bonus del 110, e in più abbiamo anche il vincolo dei 12 miliardi di euro imposti dal rientro per il pagamento del debito pubblico nazionale imposto dall'Unione Europea, voi capite bene che con un impegno e un'indisponibilità che supera i 52 miliardi di euro noi siamo riusciti comunque a portare avanti i nostri impegni di governo che ci eravamo presi soprattutto nei confronti delle fasce più deboli. Ed ecco quindi che quando qualche collega mi dice ma avete tolto alcuni tipi di... Qui Parlamento. Una rosa di sera non diventa mai nera. Hanno distrutto il nido ad una rondine, hanno gettato un sasso fin lassù, hanno tagliato le ali a una farfalla
farfalla non si muove più. Stanno cambiando il mondo, stanno uccidendo me, ma una rosa di sera non diventa mai Hanno portato un uomo alla frontiera e da quel giorno non si è visto più. Hanno gettato inchiostro nel torrente e nel torrente non si vede più. Stanno cambiando il mondo, stanno uccidendo me, ma una rosa di sera non diventa mai nera. E tutto va, finché la terra non sta piena. E tutto va, finché la terra non sta piena. E tutto va, finché la terra non sta piena. E tutto va, finché la terra non sta piena. E tutto va, finché la terra non sta piena. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Ma perché devo fare sta voce qua? Belle, Cicce Barbù, smontate. Allora, andiamo, perché invece andiamo sulle cose serie, davvero importanti, perché non vorrei calcare troppo i toni, ma oggi è una giornata che potrebbe essere storica e non in senso positivo, in caso appunto di sentenza negativa per la Lega. Ma io credo che sono convinto di quello che dico, che sia una giornata da tenere presente anche per l'Italia, perché nel momento in cui la magistratura si permette di arbitrariamente processare un ministro, chi da ministro ha portato avanti un'azione politica, insomma. Allora, condannato assolto per aver difeso i confini italiani, hashtag io sto con Salvini, hashtag 20 dicembre, processo Open Arms, sempre sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, leggi l'instant book, mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia, richiesti 6 anni di carcere per Matteo Salvini. Poi invece il calendario delle feste della Lega, decisamente un momento più piacevole, chi lo sa, magari domani potrete festeggiare le feste della Lega, un verdetto positivo, anche se comunque non si può cancellare, deve restare quello che è successo per il suo significato politico e anche sociale, secondo me. E poi l'iscrizione alla Lega, molto facile, molto semplice, versate 10 euro, lo potete fare anche tramite PayPal o PayPal, senza nemmeno che vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal o PayPal. Poi fornite il codice fiscale richiesto, gli altri dati necessari e quindi vi verrà ricapitata la magione. Ma se di mezzo ci sono poste italiane, io consiglio ampi, profondi, calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti e anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. Il momento di autocoscienza
di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, il tuo sostegno vale il 2 per 1000, una scelta libera a difesa dell'Italia in Europa. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43, non ti costa nulla. Appunto, lo sapete, questi soldi sono ormai ce li ha presi lo Stato, noi non ce li abbiamo già persi. Almeno possiamo dirgli, spendili in quel modo lì. Di Domodossola, 4 come la pizza a 4 stagioni che mangeremo questa sera, 3 il numero perfetto. Io in realtà questa sera, Lorenzo, sai cosa mangio? Tagliolini, salmone e zucchine. Allora, ho scoperto questo. Normalmente è un piccolo consiglio culinario, che molti di voi non ne avranno bisogno. Allora, i tagliolini, il salmone, diciamo la pasta salmone e zucchine, di solito la si fa con le penne, solitamente. E ho scoperto invece che con i tagliolini è tutta un'altra cosa, è meravigliosa, anche perché la mia signora, donna Rosalia, è una cuoca fantastica, però io non sono obeso perché lei è una brava cuoca, io sono obeso perché mangio malissimo, perché orari, schifezze, sono proprio junk food, proprio conclamato. D43 in ogni caso ve lo ricordo ancora, di Domodossola 4 le stagioni, la pizza delle 4 stagioni, 3 di Domodossola. Ovviamente questo è un redazionale della Lega e quindi caldeggiamo davvero questa opzione con grande partecipazione. E poi le apparizioni radio-televisive di loro, degli eroi della Lega, ovvero sia i politici. Quindi Laura Ravetto questa sera alle 20:30, 4 di sera, Rete 4. Massimo Garavaglia domani nel cuore della notte, per chi vi parla, ora antelucana, alle 8 del mattino. Ad Agorà, Rai 3, Massimo Garavaglia. E sempre... li hanno messi alla stessa ora. Mamma mia, questo non va bene. Omnibus, la 7, Claudio Borghi. Quindi... e sia Garavaglia che Borghi vanno un po' nella fossa dei leoni, perché insomma Rai 3 e la 7 sappiamo tutti che orientamento hanno. Poi ancora domani, l'avete sentita prima per Qui Parlamento, grazie ancora a Lorenzo per averci fornito il materiale. Vanessa Cattoi, Super Partes, Canale 5, sempre domani alle 10:15. Un'ora appena un po' più cristiana, sempre molto ora presto per chi vi parla. E domani alle 11, che comincia a essere un'ora ragionevole, un'ora da persone quasi per bene, dopo mezzogiorno, orario da persone per bene. Allora, Stefania Pucciarelli, agenda Sky TG24. Quindi questi sono gli appuntamenti, quindi possiamo andare alla conclusione. Poi invitando tutti a condividere sui social network gli hashtag Io sto con Salvini, Stop Invasione, vogliamo sicurezza prima, durante e dopo la storica sentenza giudiziaria sul caso Open Arms. Chiediamo a Matteo Salvini di tenere duro e comunque di non dimettersi dalle cariche governative di vice premier e ministro. Questo lo scrive Cesare. Io sono sicuro che anche nel peggiore dei casi, figuriamo, allora sì, in un certo senso sono fatti miei, ma guai se Salvini dovesse dimettersi, allora, ma aspettate, perché quella radio vuol bene a Salvini, vogliamo bene, insomma, non dico uno di noi, non posso permettermi, però, ma perché se Salvini si dimette ci lascia tutti veramente in balia? Qualsiasi magistrato può rovinarci la vita, questo è il problema. Quindi anche per quello fa Salvini. Vediamo se c'è una telefonata, siamo 13:30, no. No, niente, perfetto. 13:31, 14:31. Intervallo e tra 4 minuti, 5 minuti con parola di scrittore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Eccoci di nuovo in diretta a Radio Libertà, lasciamo Gigliola Cinquetti, Ola, che oggi compie 77 anni, quindi l'età ce l'ha. Allora, andiamo alla rubrica che chiude la settimana di Oltre la Pagina, ovvero sia Parola di scrittore, lo sapete, rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini. Voglio ricordare anche che Patrizia si mette gentilmente a vostra disposizione. Se avete il libro nel cassetto potete inviarglielo fisicamente in forma cartacea per via postale a Ardèche Comunicazione, via Andrea Verga 4, il CAP, codice d'avviamento postale 20144 Milano, Ardèche scritto Ardeche. Se lo avete in formato elettronico, PDF o altro, presumo di solito si usa il PDF, che è quello più diffuso. Press 2, press come si pronuncia 2 in numero, @ardèchecomunicazione.com, Ardèche Comunicazione, Ardèche Comunicazione, tutto attaccato. E adesso andiamo a parlare di delitti senza impronte. Le nuove indagini del commissario Morlando, Robin editore, 17 euro, 414 pagine, lo trovate naturalmente sia nelle librerie che online. L'autore lo abbiamo al telefono, gli do il benvenuto, grazie per la sua partecipazione, a Gianluigi Mauri. Benvenuto Gianluigi. Grazie, sono io che ringrazio voi per l'opportunità che mi viene data. Voglio anche salutare e ringraziare tutte le persone che avranno la bontà di seguirci in questa nostra piacevole chiacchierata. Allora, grazie. Allora, direi di partire dal commissario Raffaele Morlando. È un ritorno, è la seconda uscita di questo protagonista, quindi diciamo così, faccio la domanda che di solito pongo alla fine. C'è già un terzo capitolo per Morlando, Gianluigi? Mi fa piacere fare questa anticipazione, sì, proprio in questi giorni ho iniziato a scrivere la terza indagine del commissario Morlando, che si muoverà sempre sull'onda delle precedenti, anche come composizione della squadra di Raffaele Morlando. Raffaele Morlando è il capo della squadra omicidi di Milano, si avvale della collaborazione di agenti e di altre persone. Come sempre nella vicenda c'è la parte di un medico legale, della responsabile della polizia scientifica, che concorrono alle indagini sui delitti che vengono scoperti in questo caso in quel di Milano. Proprio Milano, Barona e i quartieri Barona e Solari sono sullo sfondo. Ma prima, senza spoilerare nulla, e chiedo sempre scusa per questa orribile parola, ma ormai non posso farne a meno, spoilerare. Volevo condividere con lei, Gianluigi, alcune considerazioni dei lettori che ho trovato online. Sono apprezzamenti molto calorosi, scrittura coinvolgente, narrazione scorrevole, un romanzo giallo classico. Ecco perché mi sono dimenticato di chiedere il genere nel quale possiamo inserire per sommi capi questo romanzo. Poi questo è un bellissimo complimento, secondo me. Se io fossi uno scrittore me lo porto a casa come una medaglia. Leggendo il romanzo sembra di viverlo, e questo di prenderne parte. Poi c'è, non so se è uno spoiler, è uno spoiler, nel titolo l'essenza di tutta la storia, delitti senza impronte. Allora, intanto quello che si percepisce, no, da una specie di filo conduttore di questi lettori che hanno dato il loro commento è che si parte molto, è un romanzo, lei scrive incontrando il favore di chi la legge viene soddisfatto già dal modo di scrivere, e questo è fondamentale per uno scrittore, ovviamente. Direi proprio di sì, e devo dire che confermo con molto piacere, anche con un po' di presunzione, mi si perdonerà,
che i commenti che ho raccolto anche in ambiti più vicini a me, non parlo solo degli amici o delle amiche che ovviamente potrebbero essere sospetti nel loro giudizio benevolo, ma anche in altre persone che l'hanno letto, devo dire che l'aggettivo più utilizzato è proprio avvincente. Tutte mi danno atto del fatto che è un vero giallo e questo per me è un grande complimento, perché io non nasco giallista, è il secondo giallo che scrivo, ma ho scoperto la bellezza di immaginare una storia in cui si parte da un delitto, in questo caso da 2 delitti, e far sì che l'investigatore, in questo caso appunto il commissario Morlando, mette in campo la sua capacità di leggere le situazioni, di mettere assieme i vari indizi che trova sulla strada nella sua indagine, a volte anche recepisce delle casualità che però sa interpretare e portare sempre all'interno della sua indagine per arrivare a una soluzione. E in questo caso mi piace aggiungere che il commissario Morlando, per come io l'ho tratteggiato, è una persona che è capace al momento opportuno di incalzare il suo interlocutore, soprattutto quando si rende conto che ha di fronte a sé il colpevole del delitto su cui sta indagando e laddove gli manca solo la prova finale che lui riesce a trovare certamente prima dell'interrogatorio, ma nell'interrogatorio stesso fa cadere in contraddizione il colpevole, il quale alla fine ammette proprio durante l'interrogatorio la sua colpevolezza. Quindi completo questo mio commento dicendo che io do molta importanza al giallo in quanto tale, nel senso che un romanzo ha bisogno di avere i personaggi che siano graditi, che siano, come dire, plausibili, ma in un giallo la parte predominante deve essere il giallo stesso. E quindi si capisce perché scrivono anche giallo classico. Ecco, sì. Quindi dalla sua risposta si capisce che lei si riconosce in questa definizione. Ecco, come nasce il giallista Gianluigi Mauri? Perché lei appunto ci ha appena detto che è il secondo romanzo giallo che scrive. Come c'è questa propensione, questa virata verso questo genere letterario e magari anche qualche modello, se lei ha avuto dei modelli letterari. Alcuni romanzieri mi hanno detto qui in questa intervista, hanno anche raccontato di ispirazione dal cinema, no? Non sempre necessariamente dai libri. Ecco, lei, parliamo di Gianluigi Mauri, scrittore di gialli. Sì, guardi, anche qui con molta presunzione direi che il richiamo che mi viene più facile, ma facendo, come dire, una proporzione necessaria, siamo lontani, non dico anni luce, ma quasi, il modello è Agatha Christie, nel senso che mi piace l'idea che in un'indagine vengano messi in campo degli indiziati e poi volta per volta si vada o a escluderli o comunque poi a finalizzare l'indagine su quello che viene individuato come il colpevole. Però diciamo questo è un riferimento molto alto. Più in particolare, ma per esempio per altri versi mi hanno paragonato a Raymond Chandler, che non mi dispiace questo paragone, ma alla fine penso di quantomeno di volere, poi non so se ci sono già riuscito, di arrivare ad avere un mio stile personale e quindi anche se io sono a mia volta un lettore di gialli, però li leggo ma senza l'idea di volermi poi ispirare a qualche modello. Quindi ecco, spero che chi leggerà, oltre che a chi l'ha già letto, ma chi vorrà leggere i miei romanzi gialli trovi davvero questa impronta, cioè un'impronta personale e che mette il giallo all'interno di tutta la vicenda. Insomma, mi pare di capire Morlando un po' come un Poirot quasi, che viene coadiuvato in queste indagini anche dalla moglie Fabiola e dal cagnolone Ulisse. Ecco, questi personaggi come nascono? No? C'è il protagonista
e che ovviamente sul quale immagino ci siano le maggiori attenzioni dello scrittore, dell'autore. Poi questi personaggi che non capisco se siano magari più spalle o cosa, come si costruiscono, che ruolo hanno poi Fabiola e Ulisse per esempio il cagnolone, il fatto stesso di chiamarlo cagnolone, no? Anche nella sinossi ti dà l'idea che ci sia quell'intermezzo anche un po' tra virgolette comico che si usa spesso anche in narrazione, anche se non è facile perché bisogna avere il talento per infilarlo nel momento giusto. Mi domandavo questi Certo. due personaggi di spalla. Ma posso rispondere in questo modo. Fabio è la moglie, Orlando è sposato senza figli, ha un cane a cui ovviamente sia lui che la moglie sono molto affezionati, e la loro vita è una vita, per certi versi, la vita normale di tutte le coppie, delle famiglie in genere, senza con questo escludere che Orlando, che io ho voluto come personaggio con un suo fascino, io dico a sua insaputa, perché lui non fa niente per enfatizzare questo aspetto, si ritrova però nel suo rapporto con la moglie in un clima di, diciamo pure anche di amore, di completezza, di serenità, e la moglie e lo stesso Ulisse, il cane, chi leggerà lo toccherà con mano, danno nel corso delle indagini addirittura delle svolte, perché fanno qualcosa di molto naturale e normale che però rappresenta per Orlando una chiave di volta, senza anche qui anticipare niente. Faccio un riferimento al romanzo precedente, approfitto anche per dire che il primo racconto, Chiamami Jack, è uscito qualche anno fa ed è appunto la prima indagine di Orlando. Ecco, in quell'indagine Ulisse ha un problema, lo dico così com'è, urinario, e un giorno Orlando, osservando lo dico anche qui così com'è, una perdita di Ulisse in casa, gli si accende una lampadina perché da lì gli viene in mente un collegamento con qualcosa che è stato o potrebbe essere rintracciato nella casa in cui è avvenuto un femminicidio, e quello lo aiuterà, non dico ad avere la prova regina, ma a fare in modo che diventi un elemento che mette in contraddizione l'interrogato, il colpevole, che appunto confesserà. Quindi ecco, sono due personaggi che hanno un ruolo pieno nel romanzo e appaiono più volte nel romanzo stesso. Pronto? Ah, pardon, chiedo scusa. No, diciamo che Fabiola non è la leggendaria moglie del tenente Colombo, che non si vedeva mai, veniva sempre citata. No. Io tra l'altro interrompo per dire che io sono un fan di Colombo, mi piace tantissimo. Gianluigi, da figura... Pierluigi e Gianluigi, siamo in due. Ah, mi scusi, mi scusi. No, mi fa piacere perché Colombo è veramente molto intrigante. Poi l'invenzione della figura della moglie, che in pratica non esiste, è veramente una trovata geniale, la definirei così. Difatti devo dire, adesso torniamo subito al suo romanzo, ma ne approfitto, capita, no, di rivedere i telefilm che andavano per la maggiore io a una certa età, quando ero ragazzo negli anni 70, e certi un po' ti deludono, no? Per esempio a me piaceva da ragazzo Starsky e Hutch, li vedi adesso francamente, attenti quei due, no, sono ancora bellissimi, e devo dire che ormai secondo me 2 estati fa in vacanza mi sono tolto il lusso di vedermeli tutti o quasi. È un classico, Tenente Colombo è un classico, e penso comunque non siamo solo noi due, per fortuna, che amano quel genere. Siamo in buona compagnia. Assolutamente, ci mancherebbe, tra l'altro. E lei ha parlato, ha detto qualche anno fa, cioè quindi non è recente Chiamami Jack,
No, preciso meglio, in realtà ho detto qualche anno fa, intendendo dire che è uscito 4 anni fa, questo invece esce adesso, quindi diciamo è uscito quest'anno, quindi a distanza di poco tempo, insomma. Milano, che è diciamo il teatro, no? di queste indagini. Parliamo di Milano, come viene trattata in questo romanzo? I quartieri ci sono proprio nomi e cognomi, no? Solari e Barona, e quindi come entrano nella narrazione? Come entra Milano nella narrazione? È una città, ma devo dire che come parola di scrittore spesso e volentieri troviamo proprio romanzi che vengono inseriti assolutamente in una realtà vera, reale, no? In una città reale con i nomi delle vie, eccetera, eccetera, e vedo che funziona molto. Mi sembra che grosso modo possa funzionare per tutte le città. Chiaramente Milano brilla ancora di più per poter essere protagonista, per poter essere lo scenario di un romanzo, mi sembra. Certo, ma intanto una premessa. Nel primo romanzo in realtà io, anche se si capisce che è ambientato a Milano, per scelta allora non avevo indicato nomi, luoghi effettivi. Questa volta la scelta è stata invece proprio di indicarli e mi sono basato, intanto io abito in zona Solari e quindi la conosco bene, e a proposito di situazioni vere e anche di contraddizioni che ci sono in una città come Milano, contraddizioni intendo dire che come tutte le città, le grandi città metropolitane, c'è anche il tema della delinquenza, però devo dire che almeno nella mia visione non sopraffa quella che è la vita, diciamo, di tutti i giorni, perché Milano dal mio punto di vista è una città piacevole, ma comunque detto questo, io abitando in zona Solari passo spessissimo davanti a una villa diroccata, insieme al dispiacere di vedere che è diventata una zona, una specie di piccola discarica dove le persone incivili lasciano ogni cosa. Mi sono detto, ma potrebbe essere un contenitore di chissà che cosa questa villa, chissà cosa ha contenuto, chissà cosa potrebbe contenere, e da lì mi è venuta l'idea l'idea iniziale di questo romanzo. E dopodiché, per rispondere meglio alla domanda su Milano, certo, Milano io la intendo come una città, come tutte per carità, ma mi viene da dire ancora di più Milano una città di quartieri, dove ogni quartiere poi ha una sua realtà, una sua vita, una sua fisionomia, e quindi mi è piaciuto anche il fatto di collocare due delitti in due zone differenti, Solari più centrale, Barona un po' più periferica, anche se ormai la periferia, almeno nel caso della Barona, è un po' superato come termine. Però ecco, ho cercato di, senza voler fare, a me non mi piace che in un romanzo giallo vengano inseriti troppi temi sociali che appartengono a tutt'altra letteratura, però insomma qualche pennellata sui problemi, diciamo, le dinamiche di una città, mi sembra di essere riuscito a inserirle, sempre lasciando però in primo piano, come mi piace ripetere, il giallo in quanto tale. Noi qui a Radio Libertà abbiamo Carla De Bernardi, io la considero una di noi, e che ha scritto diversi libri su Milano e che porta le testimonianze. Tra l'altro, Gianluigi, lunedì ho intervistato o martedì ho intervistato il professor Paolo Natale. Lui è docente di scienze politiche, collabora con consulente Ipsos. È un'indagine, diciamo un sondaggio. Milano è amatissima da chi ci abita, diciamo la media, l'85% di chi abita a Milano è contento di vivere a Milano. Io che sono un immigrato, vengo dal Veneto, Triveneto, Friuli, da immigrato dico Milano logora a chi non ci abita, anche se ci sono molte cose, e quindi chiaramente questo la rende, quello che tra l'altro proprio lei diceva
del fatto che ci sono tanti luoghi differenti, eccetera, deriva anche il fatto proprio Carla De Bernardi ha dedicato un libro ai comuni che sono stati accorpati, che prima del fascismo, 19-20. Per esempio che qui dove siamo noi, il quartiere Affori è stato accorpato insieme ad altri. Questo la rende una città ancora più caratteristica e quindi presumibilmente anche utile per chi come lei poi la sceglie come teatro di un romanzo, perché intanto lei milanese, insomma, scrive anche di posti che conosce già fisicamente, e questo aiuta molto, molto nello scrivere. E direi che possiamo anche andare verso la conclusione. Ricordo ancora Delitti senza impronte, le nuove indagini del commissario Morlando, Robin Editore, 17 euro, 414 pagine. Lo trovate anche in libreria, lo trovate sicuramente in libreria, ma anche molto facile da reperire online ovunque. Gianluigi Mauri, l'autore, che ringraziamo ancora naturalmente Patrizia Gallini, e lo prenoto per il ritorno del commissario Morlando, perché Raffaele Morlando, diciamo, ha già cominciato una terza indagine, e questo ci darà modo di riparlarne più avanti. Gianluigi, intanto la ringrazio ancora, la saluto, e a risentirci allora per il prossimo Morlando. Grazie a lei, grazie a voi tutti, grazie a chi appunto ha avuto la bontà di seguirci in questa intervista chiacchierata. Finisco con se mi si consente, una piccola promozione personale, e cioè siamo verso Natale e io posso sostenere con molta convinzione che se qualcuno di chi è in ascolto deciderà di far diventare Delitti senza impronte un dono di Natale, io sono convinto che riceverà, non dico un caloroso ringraziamento, ma non deluderà la persona a cui sarà destinato questo regalo. E approfitto per dare un buon Natale, soprattutto un buon anno nuovo a lei e a tutte le persone che ci ascoltano e a tutta la radio. Grazie davvero, auguri ricambiati. Benissimo, allora ringraziamo ancora Gianluigi Mauri e andiamo, Delitti senza impronte, ricordatevelo. Andiamo a chiudiamo allora. Intanto vi ricordo alle 18 la sentenza da Palermo, qui in radio Antonino Danna, avete modo di seguire quello che succede a Palermo insieme a Antonino Danna, a Giovanni Salusti e a Giulio Cainarca, quindi il top. E poi non mi resta che ringraziare Lorenzo il Magnifico, meravigliosamente sulla tolla di comando e regia tecnica. Adesso in prigione, una canzone, una provocazione che mandiamo di Edoardo Bennato come chiesto dall'ascoltatore, e infine non mi resta che ringraziare tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau.